Via. Buonasera. Eccoci qua, buonasera Duci. Buonasera. Buonasera. Bentornato, benvenuti a Interisma Furlans. E un signor con la barba un po' incolte, con che avevi di fiere, diciamo, le taccano fiere anche per me. E purtroppo dopo i 40 anni è tutto in discesa dal punto di vista delle disgrazie, quindi mal di schiena, mal di pace, mal di tutto. Come stai? Come stai? Perché sono dei dischi in attività di campionato e quindi vi gli do partite dall'Italia Oddio, e... di salute ben, però effettivamente doste mani lunghi, se. E mangi mo 4, no, domenica, no, è la partita. Sì. Sì, Quindi mangi mo un po' di spettacolo. bene. C'è È un stato senso duro, è stato a duro. clima, c'è un senso a... No, e dicevi c'è un- che ma poi è stato duro più che altro perché che dopo tutto mi ha sempre pensato che era l'Italia che giocava. Io, cioè, sono interista, ma dall'Italia non dico che mi sbatti il cazzo, ma come un po' manco perché sono sei interisti convocati. E infatti si sono Vabbè. qualificati agli europei. Ecco, allora facciamo così, visto che ne puntate un po' che, come si può dire, straordinarie, visto che noi dedicate comunque al campionato, se no in parte, diciamo che sarà forse anche più corta, no? La trasmissione, mettile così, e scusate che hai pop-ups di video che non mi viene fuori di eyes. Porno? Tu robe porno. No, Sicuramente. sì, boh. Proprio no, allora direi appunto di tre argomenti principali, no? Ma che magari li svilupperei anche in maniera bonde strette, no? Sintetizzate. Boh, c'è che pensi dalla nazionale e quindi anche dalla maniera, siccome si sta discutendo su rigore, no? Data l'Ucraina, no? Sugli sgoccioli dalla partita, sul finì e dopo i vin appunto la partita, il pre-partita contro la Juve di domenica e dopo une parole su questo tennis che è tornato di moda, no? Per italiani che Ah, magari io come non sai in percentuale, ma italiani a dire che sono dome che infognasta al ballone che ne frega un cazzo di nessun altro sport e secondo me queste scalate, no, di Sinner che le arrivate in finale con un gioco, poi probabilmente l'ha fatto capire che gli italiani sono veramente di ignoranza e si mettono anche noi dentro, per l'amor di Dio, però come che diceva anche Angelo, noi ti fin l'Inter, scusate, Juve merda, tutti quanti, Sì, è vero. Anche a se fa a me. ecco, grazie. I tifin Inter e dici per il resto delle squadre non tifinghi. Sai che saresti usi ti fa l'Italia, ma non sono Pugliais di Baggio, non sono Pugliais 90, manco per me. E quindi noi, dai, parola a voi, dai, une parole sulle nazionali. Dai, Boh, siamo brevi perché no, le nazionali non è costretto più di tanto, ma se volete dare un commento, dopo passi direttamente alla partita boh, con i dai, Lobos. se alle avonde se viene passato il turno perché a giugno praticamente gran parte sono interisti, tranne Darmian che mi pare che è entrata secondo team, no, ieri. Due giochiati Sì. convocati Ah, hanno giocato e Bastoni che era infortunato, no? sì. Non ha giocato. Propositi, sì, io ieri sono arrivata io il print team che segnava veramente la partita della vita o comunque la finale dai mondiali, eccetera, e praticamente finito il print team mi sono indormito. Quindi il rigore, il tanto discusso rigore, io 2000 prima e mezz'ora fa, io sto per capire di fevelare, di sapere, ma Oh, Manfred, tu sai che al VAR era Putin ieri, no? Perché che mi pare che il Sì, rigore sì, sì. era insomma, avonde claro, insomma, avonde net, dopo. Boh, io non Non ho so aiutato chi pensai sguardi, ma insomma mi sembrava un rigore avonde. Sì, che si poteva dare, ecco. sì, allora, no, hai avuto la partita, scusa Angelo, non hai avuto le second team, però appunto hai avuto un 2-3 replay, sì, alle un rigore che tu puoi dare, alle poi sì che no, che tu puoi darlo, perché in quel caso lì Cristante è arrivato in ritardo come un ciondar e lì Sì che se chi effettivamente vede in il nodi là, rigore.
di là gli europei per vincere, non ci dà anche il rigore lì un po', insomma, diventa un po' pesante. Sì. Angelo? Spalletti ha detto che Cristante non ha pestato il peit, però sì, non è che tu hai pestato il peit a un perché sei rigore. Cioè, hanno l'ella sulla balle, l'ella sull'om, allora 3 volte praticamente, l'ho fatto colà a rigore tutta la vita. Dopo, mio così, dai, alla fine mi scassa un po', passa Sì, così. perché se no avevi di stare a aspettare un'altra volta e sta a rompersi le balle per la qualificazione, no? Quindi... E non passa. Non posso. No, sono stato Che un po' dopo alle perplesso dalle scelte. A parte che Jorginho per me non l'ha poi senso che tagli lì, no? Come che di Santin, allora mi partirei rigore. Io se partirai, io penso che il segnaio non è proprio del buono. Incredibile, io poi. Tu hai un on fire che dio poi ci chiama Colpani dal Monza. È stato convocato. Chiesa. Ah, No, dal no. Monza. Che sta convocato, aveva già segnato 5-6 sgoi, che stanno, se non sbaglio, 6 sgoi. Allora un bel giocatore, fallo giocare, fallo entrare e poi largo ai giovani, per favore, Bonde, Giorginio, Bonde, par plaisir. E dopo mi sono stato un po' perplesso a fare con la chiamata Berardi, però lì, boh, secondo me sarà un problema di spogliatoio. Non chiate nessun'altra No, spiegazione. boh, ma non chiama in Berardi perché il segno nome con noi e la Juve e il Milan. Berardi si passiona di nome perché 3 occasioni lì, dopo per tutto il resto della stagione non fa su un cazzo. Quindi alla fine non serve a nulla, cioè è un giocatore che è lì. Sì, non mi piace A tantissimo. 30 anni se gioca in moto al Sassuolo, cazzo, sarà un motivo, cioè, sinceramente. Segno nome all'Inter. Ma giusto così, per dopo sarà l'argomento nazionale. Sei d'accordo con che you claiming antinazionalista o comunque i bastian contrari che avevano in voi di che il rigore per l'Ucraina, così manco se l'Ucraina vinceva, l'Italia comunque aveva il playoff, che me ne di salire, che insomma praticamente per dire che l'Italia sarà merte di saltare il prossimo europeo. Ormai non le puoi perché la però dice idee seso, cioè quando giochi l'Italia ti fai no, non ti fai perché sai che non ti fai scontri, però effettivamente l'Italia dagli ultimi 12 anni effettivamente a fa scagare cui l'organica cui Ma io allenatore non sono sì, tanto d'accordo. l'europeo, ma vabbè, non sai. Io non sono Dicevi, d'accordo, secondo me invece l'Italia è una squadra forte e che il metodo di gioco lì può sposarsi bene. Se avessi un centroavanti più forte, no? La squadra sarebbe veramente forte, perché in difesa, cioè, giù come che ha giocato anche ieri sera, non è così banale segnare. Certo, bisogna scambiare portiere, chiappare magari un che è buono di parà o fa qualche uscita e magari che sia di buono di giocare un po' di più qui pace, perché Donnarumma sinceramente io non è mai avuto il portiere, però vabbè, insomma. Però la difesa secondo me è forte, centrocampo è forte perché è il centrocampo dall'Inter, se dopo metti in dentro Jorginho, si metti in dentro qualche altro che è buono anche di gioco di pallone, tipo mio, però vabbè. Il problema maggiore è la Ponte a Manchie e sinceramente vedo Scamacca lì che ho sul tatuato lì a Giovanni, che se sì, aveva di là l'Inter, no? Certo che era forse aveva avuto di là l'Inter, era dai contatti lì, sì. All'inizio non mi dispiaceva, però dopo che l'ho dovuto giocare con l'Inter contro l'Atalanta e contro l'Inter, cioè un paio di settimane fa, e ieri poi hai capito che veramente non è un giocatore di Inter, che lì c'è le masse rinunciatarie, non dà nulla, le fair, si fa sfregare la balla, cioè è veramente un ponte che secondo me sono ben sbuttarsi. Mi è preso di più che dal Napoli, che l'ha giocato secondo me una bella partita, e non capisco come mai che l'ha chiavato, perché secondo me era uno dei migliori in campo. Potevi E chiamare dopo Zaniolo. sono gli Spalletti che fanno Potevi chiamare Te lo Zaniolo. dite, scusa Angelo? Potevi chiamare Zaniolo, che è stato un Sì, ectoplasma per due printini. Non hai capito anch'io che scelte lì. se invece giocava Chionsul dall'inizio, che è dal Napoli, lì che era giocato di talento, come si chiama? Raspadori? No, Politano. No, Napolitano. esatto. Sicuramente la partita era già poi, però magari era masse offensive, non lo sai come che la intendeva. Però secondo me se tu metti dentro una ponte forte, l'Italia non è una squadra così banale, una squadra bella. E per quanto riguarda il tifo, ovviamente io sì, poi fra l'altro un nazionalista tengo all'Italia, certo non tengo come all'Inter ovviamente, però insomma io di un europeo
Ti immagini tu se non tu va come l'ultima volta che non è andata ai mondiali, che hanno abbaiato dome dall'Inter, dagli squadri, no? Dal calciomercato, dai stadios, che a Marco così abbaino un po' dall'europeo, eccetera, eccetera, e quindi più di tanto si rilassina, ecco, durante l'estate. Secondo me è miglior così, molto miglior così, ecco. Poi avere il Agnul, rigore, vabbè. Però No, in breve tu dici Notopolis non ti fa. tu per Scusami? Sì, no, Notopolis non ti fa Italia, impossibile. Impossibile non ti fa Italia, cioè se tu sei nato qui e poi se fai, se guida tutta la vita, è impossibile. Io sono nazionalista furlan comunque, cioè mi sento poi la mia identità è più leale al Friuli che all'Italia. Penso in Friulan, e penso che il linguaggio sei la certo, tua è ovvio. identità. Però sì, chiaramente la parte italiana è forte dentro di me. Sì, ogni volta non la seguisco con fervore, ma ogni volta che la chiali, cioè, mi viene assolutamente di ti fai taglie. Anche se c'è qualche giocatore dentro, anche dalla Juventus, che magari spuderesti in muse, ma tutto sommato, anche che io faccio Beh, sicuramente non ti in spunta legge. nessuno dal Milan, visto che non è nessuno dal Milan. Infatti. Sarà con te il Sacchi, no? sì. Sì, Pure, il guru, Allora, l'orario di Sciacchi, Dio, boh. sì. Pazzesco. Allora, giusto per sarà l'argomento nazionale, io ho fatto a me piccole provocazioni, mettendo il fatto che sì, l'ipotesi che l'Italia non fosse là degli europei, ma brevemente, dove proprio te la squadra, c'è squadre varesi sono fatti. Beh, Tu sì, al Inghilterra, 3, dai, 1, Inghilterra, 2, 3. Inghilterra, Ok, assolutamente. Santin? Sto pensando, ma non mi viene nessuna. L'ho passato a tifavi l'Argentina, ma era il mondiale, quindi no, sinceramente. Allora, forse poi che ti fa favore avresti fatto contro la Germania, contro la Francia e contro la Spagna, ecco, e anche contro l'Inghilterra che mi sta sul cazzo di questo. Ok, Esce io dice, La Scozia, esce la Scozia. non lo sai, non lo sai. Adesso secondo Calcio minore, lo sai. Io dissi Argentine, ma me la giuo anche con l'Inghilterra, ma per ragioni di vecchia data che sveleremo anche quelle nelle prossime puntate. Dai, allora, via la pagina nazionale, Fevelin, dai, dal Derby d'Italia e di domenica anche chi non siamo, dal stringiamoci tennis come mi siamo. cercherà. Parentesi, Volino cercherà dal tennis prima. no, 5 Prima dal minuti, tennis e 5 Serin con la minuti. Juve. Sì, ha poi senso. Ecco, 10 minuti al tennis. dai, allora fai vedere tu, Agno, dai, che tu sei il più esperto. No, boh, diciamo che ti ho introdotto tu, italiani, se non capisci un cazzo né di tennis né di Formula 1. Hai vero che seguisci il nome il ballone, punto. Però, quando la Ferrari vince, o quando una volta ogni 50 anni sono giocatore bulo di tennis, si scuvierge in due super tennisologos appassionati di Brud, ma che si sa che l'epoca fa. Il punto è che hai sentito certi corbelleries, tipo, gli aiutò la partita della finale di Djokovic contro Sinner fino all'ultimo game, dopo che vedi la foracene, eravamo scritte, e mi sono sentito l'ultimo game su RTL 102.5. Cioè, lì stronzati che non hanno dite lì. Cioè, sono arrivato per fino a dirsi che sì, buon Djokovic è il presidente, però si io subito che Yannick Sinner ha possei superiore in futuro. Ma c'è cazzo di tu? Cioè, ma si Ma rende sarà conto 40 che anni, Karim Djokovic. di Maradona e di c'è cazzo sao, non sai cosa possei, un fantasismo minore. Ma Berardi. Berardi, esatto. No, lì Duccio Gasà, cioè, Yannick Sinner alle forti, cioè, ha delle cose di ver fenomeno, però onestamente di chi comunque che è un ventenne, che ha la sua giovinezza, a pitturarlo come un nuovo stracampione alla dura, perché sono giocatori sfarsi. Cioè, Alcaraz è tanto talentuoso. Dopo, bisogna anche saper gestire il talento. Io spero che Yannick Sinner sappia gestire il suo, se come qualche sdema possiamo anche vincere, e chi serie. Santin?
Ma io ero un appassionato di tennis perché gran tifoso di Federer, ovviamente, quindi Djokovic, Nadal un po' mi stanno sulle balis. Perché Federer era un po' un signore, no? Comunque dopo aveva queste classi, questo modo di giocare particolare, quindi mi piaceva in modo particolare Federer. Da quando hanno giù e poi dopo noi seguito tanto, e io ho detto un qualche volta Sinner, però gli dice che Sinner non è male, quindi anzi secondo me è più forte rispetto a anche che la dite a Newell per un semplice motivo, perché al varie tanti giochi, no? Cioè io lui ho poi, sapete che guarda, se sul calcio, ma i plus di squadre che attacchi, no? Che stanno in difesa, quindi che hanno tanti attaccanti o centrocampisti che può entrare in area, no? E Sinner a me mi piace perché varia tanto il gioco, quindi va anche tanta rete, robe che dagli ultimi science sul tennis si deve poco o nulla, e quindi ha una tecnica secondo me molto 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 buona. È ovvio che Djokovic ha gran parte del lavoro di Djokovic, è questo sai che pensi io, però è vero te, è bravissima, però come gioca contro il muro, cioè ha una difesa incredibile, è quasi impossibile fare i punti e ha sbagli pochissimi, no? Però a me non è che mi appassioni come giocatore, piuttosto preferisco quasi Nadal, insomma, dai due, rispetto a Federer. E invece dici, come dicevi prima, che Sinner, secondo me, può diventare un bel giocatore, soprattutto perché arriva a fare queste variazioni di gioco, lui che va spesso anche a rete, quindi soprattutto su una superficie come carica di ieri. Io non ho veduto la finale perché era un concerto a Treviso dai Fear Factory e quindi di conseguenza non l'ho veduto. Però secondo me è un che può diventare buono, ecco, e dopo mi piace anche come atteggiamento, è un bel atteggiamento, non si disegno che non si rabbia, no? Ha queste calme, non è male, ecco, questo che ci pensi, A insomma. me mi ricorda un po' Io, Murray, nome con l'atteggiamento positivo, cioè c'è l'atteggiamento di cazzone di Murray. Sì, Magari con un esatto. po' con Corps, ma il talento è tanto, è tanto. Secondo me può giocare la tua regione. ok, io di bande me non posso dire un cacchio perché io Djokovic, Federer, a parte magari io due sul telegiornale, conosciuto principalmente sul Virtua Tennis, per cui Cassace Calais è un gioco Times 2000, insomma, ha fatto anche ben fatto, là che si giocava a tennis e si conosceva appunto anche le varie sorelle Williams, eccetera. A volte si videogiochi come anche a Kell, a conosci Calais al di fuori di una televisione, di un controller. E no, a me, come che diceva Angelo, mi faceva più specie, siccome che le radios a chiappi in bass, no? Parli di notizie di un certo tipo, ovviamente le notizie della finale di Sinner aveva di seguito a ogni radio e sentì che ci può DJ che al microfono aveva di favela di un sport che non sapeva neanche il punteggio dal tennis, no? O magari li parauli schiave dal tennis, all'era veramente boh, non so neanche io come definirlo, avvilente, quindi chiudo qua la mia parentesi sul tennis, ma come potrei essere veramente su qualsiasi altro sport, i move un puce e i molo un puce a favore dal discorso che anche quando sono mix italiani, mix americani, come qual era che il corridor, Jacobs. ecco Jacobs. Esatto, oppure non sai, altri sciatori, cioè che sono comunque metà crux, metà italiano, c'è che fin quando non sai, non vinci in qualche gara, sono crux che non vinci un cazzo, quando invece a vincere qualche gara diventano italiani, no, per mettersi anche sono dagli star, perché che magari in Italia non primeggia nessuno, di là peschiavi, mentre il mezzo sangue, perdonami il termine, alla fine a me non mi interessa se uno è miestro tedesco, miestro furlano, c'è che lei, però un po' di coerenza anche dall'informazione, vabbè, la si installa, è un discorso magari che affrontare un po' in davanti. Se altri dovessi finire col tennis, anche perché non sei trasminusca manchi, mi passerei all'argomento clou dalla prossima puntata. Trovino Oh, Agnul. podio, non sai, perché non è No, fuori. Podio introduci l'argomento con 3 minuti di disamine come che avevi promettuto su un quadro di Rubens che io ho dovuto alla Somerset House. vabbè.
questo Fassiodi. Preso. Come? Esatto. Allora, Ok. Sì, lo vedo. Allora, io l'ho chiamato che chi è una grandissime metafore dalla situazione del calcio italiano, cioè a me è una cagata, ma credimi è così. Allora, dimmi notice che mi sono chiappato qualche notte se non ti dispiace. Allora, praticamente Vai. a sinistra, qui è un quadro di Rubens, ok? All'esposto alla Somerset House a Londra e rappresenta la Muar di Achille, paropare di Apollo. Allora, se io dessi in alto a sinistra, io vedo che il cularco, Sì. ok? Che il cularco è Apollo, calè di fatto Andrea Agnelli, ok? Allora, quindi Parsore, io vedo che l'agno che su me anche a Elkan, no, all'Apo Elkan, a John Sì. Elkan, ok. A sinistra in alto, allora è Apollo, cioè scusa, perdono, che il Parsore chi è Apollo, che su me tantissima John Elkan, che a trame alle spalle del popolo e all'incitè Agnelli, che è il sotto cularco, rappresentato chi di Paris, a colpire Achille, chiaramente di Spalis, chiaramente di Spalis, perché i Juventini sono fasi in così. Con Achille, al centro del quadro, Moren, sotto, se tu odis, chi ne foto un po' da cazzo, però hai un'aquile muerte, ok? E l'aquile è il simbolo di nobiltà anche sportive, dal momento che Achille è il più classico dei eroi. Quindi Agnelli, adoperato di Elkan, che dopo si è disfatto chiaramente di lui, al Coppa il Calcio. Ok, ma note bene, dalla tragedia totale, il Serpint sulla destra, lo io il Serpint in basso a destra, che è tradizionalmente il simbolo di rigenerazione e di interismo, all'osserve indisturbato, come dici, noi saremo sempre lì, Juve merda, triplete, mai sta in B, cazzo. Bien, bien plasude, che il quadro lì non l'avevi mai avuto, caspita. Di qui è qui è l'autore? Rubens. Rubens, è di due, di Talmasson, di due. No, Belgrado. Ah, di Belgrado. Sì. Qui è sta basta. Ma Chiale Agnoli, io secondo me praticamente sarà la puntata qui. Per me vale alla finale di puntate alla grande, chiusura alla grande, quindi per me non è nulla di aggiungi a Juve Inter di domenica, quindi io rinnovo il Juve merda a tutti quanti, ovviamente iscriversi al canale, facendo la sola come si dice, visualizzazione, si commenta, eccetera, non siate timidi, anzi venite a darnos consigli se avreste mano da lavoro. Per me è ok, per voi se è ok, salutiamo i nostri amici e ci vediamo ovviamente martedì, anzi lunedì sera, per poi essere in visione martedì prossimo per la grande partita di domenica. Boh, insomma, puntata dell'Ampo, pari aggiornamento post Inter Juve, perché comunque avevi già fatto un pre-Inter Juve, si sente in l'Unis praticamente. Ecco, se vi in qualche altro quadri di presentare lunedì sera Quasi da o mese. qualche qualche altro contenuto, io vi ringrazio, vi saluto. Noi sì, in Interisma Furlans, grazie Agnul, grazie Santin e si senti la prossima. Va buono? Buona ignota, Ciao. Duc. Mandi. Ciao. Mandi. Mandi.